C'entro anch'io, c'entro anch'io. Un nuovo appuntamento con Centro Anch'io, bentrovati. La nostra breve rubrica oggi si concentra nella sua prima parte su Santa Rosa da Lima, opera del Museo Diocesano della nostra città. Poi i nostri proverbi. La tela, prima di entrare nelle collezioni del Museo Diocesano, era custodita nell'oratorio di Santa Maria delle Consolazioni. La data in cui si colloca l'opera coincide con il soggiorno bresciano dell'artista veneziano tra il 1693 e il 1695. Rosa da Lima, il cui nome di battesimo era Isabella, è la santa patrona del Perù. Fu canonizzata nel 1671 da Papa Clemente X. Colpiscono senza dubbio la pennellata veloce e la trattazione della luce. Il divino infante è fonte di una pioggia luminosa, pervasiva e accogliente, mentre fuori dalla cappa di luce invece la tenebra è quasi opprimente. Una coppia di angeli sulla destra porta una corona di rosa, chiaro simbolo iconografico della santa, colta in un tacito dialogo di grande tenerezza. Ecco un simpatico modo di dire che ha a che fare un po' con la meteorologia e anche con l'igiene. Elle se la faccia quando il piove. Lo abbiamo chiesto da alcuni amici. Siamo tornati da Lupo Antico in via Albertano da Brescia, in città, in compagnia di Elisa. Buon pomeriggio Elisa. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. E splendida fanciulla, di che ti occupi tu Elisa? E che fai qui? Perché i nostri telespettatori vogliono sapere. Io sono appena laureata, adesso sto iniziando a lavorare qui a Brescia e sono qui da Lupo Antico per saldare perché abbiamo appena rifatto l'arredamento a casa e quindi appunto sono venuta a saldare i conti, insomma. Oh, sei stata contenta dei serramenti? Vi sei trovati bene? Assolutamente sì, assolutamente sì. Dove sei? Di che zona? Della Valle Camonica. Valle Camonica, insomma, quindi un po' di strada l'hai fatta. Di che paese, possiamo dirlo? Piancamuno. No, salutiamo tutti gli amici di Piancamuno, amici suoi, non ho molti amici a Piancamuno. Tu avrai tanti amici? Sì, dai. Dai, vediamo un po'. El Sena, la faccia? Chiedo scusa a tutti i camuni per questa interpretazione, è poco. E se la ha la faccia quando il piove. Tu non devi chiedere scusa a tutti i camuni, solo ai camuni di Piancamuno. Allora, il se la ha la faccia quando il piove, sai tradurla? Sì, vabbè, si lava la faccia solo quando piove. Quindi detto di una persona un po' sporca, poco igienica. Ora siamo all'interno dello showroom Lupo Antico e siamo in compagnia di Simone. Ciao. Ben trovato Simone. Uè Simone, ma che ti hanno abbandonato qui? Che fai qui? Sono qua con i miei genitori a vedere serramenti. I tuoi genitori insomma sono impegnati nella scelta e tu sei stato sequestrato da noi. Sì. Sei contento di questa cosa Simone? Sì, dai. In questo momento preferirebbe fare un esame gastroenterologo probabilmente, vabbè, ma lo facciamo simpaticamente, sei una persona piacevole e sicuramente riuscirai bene col dialetto. Tu Simone di che zona sei? Sei della città? Sono di Brescia, Caionvico. A Caionvico, insomma. Il dialetto si parla in casa? No, non molto spesso, però con i miei nonni ogni tanto, ma li ascolto e basta. Allora guarda un po' Simone, prova a leggere qui questo modo di dire. El se la faccia quando le piove. Quando il piove, el sarà la faccia quando il piove. Cioè, che significa secondo te? Sai tradurlo? No, Se lava la faccia, lui si lava la faccia. Faccia e... Ma quando? Quando? Piove? Solo quando piove. Quindi insomma uno che tu non ti lavi la faccia solo quando piove. Non molto. Un po' più frequentemente immagino. Sì. E invece una persona che si lava la faccia quando piove, insomma, persona non certo inclina all'igiene personale. Sì. Senti, vogliamo salutare qualcuno che hai un Vico? I miei genitori. Sì, su questi noi salutiamo che hai un Vico, basta fare due passi e andiamo a salutarli personalmente qui nello showroom di Lupo Antico. Grazie Simone, tante cose belle, auguri anche a te e noi chiudiamo qui anche questa puntata e vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao a tutti, grazie. C'entro anch'io.